Eccolo qui, il documento protocollato partito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che conferma l'avvio dei lavori di risanamento e restauro conservativo del Tempio Ossario e delle torri campanarie di Bassano. Quanto avevamo anticipato da questi microfoni è scritto nero su bianco. Il lavoro si fa con soddisfazione del Comune di Bassano che in questi mesi ha portato avanti le trattative. Da parte loro c'è la volontà di iniziare i lavori di riqualificazione di questa importante struttura. Una progettazione veramente importante, stiamo parlando di circa 9 milioni di euro in totale per la sistemazione del Tempio Ossario, però intanto iniziamo con la sistemazione della facciata principale e anche della parte interna della stessa. L'obiettivo è rimuovere le transenne esistenti e riportare alla luce l'intero prospetto dell'ingresso frontale, sistemando anche le decorazioni sui 3 portali, raffiguranti al centro il Redentore a cui è dedicata la chiesa, ai lati i patroni della città, San Bassiano e la Beata Giovanna. Hanno fatto un monitoraggio complessivo dell'edificio, ci sono anche le torri campanarie che necessitano di interventi urgenti, però da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri c'è la massima attenzione, quindi finalmente dopo anni c'è un governo che ascolta il territorio, dà delle risposte, ma soprattutto ci hanno messo nero su bianco che entro ottobre dovremmo avere il progetto esecutivo e entro fine anno dovrebbero partire i lavori, quindi ci auguriamo veramente di vedere quanto prima partire i cantieri davanti alla struttura del Tempio Ossario. Sarà la stessa struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a dare tutti gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle procedure. Da parte delle autorità competenti fino ad ora c'è sempre stata la massima disponibilità, sia per questo argomento importante che è il Tempio Ossario, ma abbiamo visto anche nei giorni scorsi anche sul tema del Tribunale da parte del Governo, abbiamo sempre avuto la massima disponibilità nel collaborare. Quindi Bassano non è più una realtà isolata, ma una realtà che sa comunicare, sa creare i giusti collegamenti per dare risposte.